Allora Giuseppe, io voglio iniziare con una canzone e ho preparato per te una canzone che insomma spero ti piaccia, anzi ti piacerà sicuramente, anche perché voglio dire siamo in democrazia e di solito la voce del popolo corrisponde alla voce della tu stai totalità. partendo troppo lontano, sarà una minchiata, qual è? Tony Maiello. No, ma qui è un personaggio di La febbre del sabato sera. Perché sono sicuro che ti commuoverai nel sentire questa canzone che ha vinto. Ma il linguaggio della resa, ma che titolo è? Cioè, il linguaggio della resa. Sai quando ma chiamalo con un altro titolo, mettici un titolo tecnico, che ne so, l'ingranaggio della fresa, per esempio. Il voltaggio della presa, il formaggio con la fesa. Mi ricorda, sente la sua assenza. Guarda, ti faccio un esempio. Linguaggio della resa. Vabbè, come dici tu, facciamo come dici tu. Nel senso che ci mi sono accossito. Il linguaggio della resa. Il linguaggio della resa. Però scusa, potevano mettere qualunque altro titolo, fare anche una canzone diversa, di un altro genere. Ma che ne so, abbiamo detto il voltaggio della presa. Bella, questo è carino. Oppure, che ne so, per le massaie un passaggio per la spesa. Il lavaggio e poi la stesa. Non sarebbe stato carino, non lo so. Scusa. Oppure dedicala a tutti i muratori del mondo. Primo ingaggio dell'impresa. Primo ingaggio dell'impresa. No. Vuoi parlare di un calciatore famoso? Ma poverino. Robby Baggio e la difesa. Dai. Ma poverino. Non poteva fare chi non poteva trovare. Allora, fai una canzone contro Van Gogh, contro Van Gogh, contro Renoir, per esempio, difendendo i nostri artisti. Caravaggio senza offesa. Giusto? Oppure una canzone di insulti a Valerio Scanu. No. Come no? Il coraggio dell'offesa, bellissimo. No, si poteva fare. Oppure, che ne so, fai una canzone drammatica di un aereo che precipita dall'oceano. No. L'ammaraggio si palesa, bellissimo. Scusa, ce n'è tanti. Vuoi fare una canzone politica? Fai una canzone politica sulle elezioni in Polonia. Sì. Un sondaggio su Wałęsa. Dai, non si poteva fare. Scusa. Oppure dice, siccome lui è di Castellammare di Stabia, fai tutto, che ne so, una gita al nord di tutti sta napoletano con Pullman. Primo maggio tutti a Stresa. Non è bello? Possiamo iniziare la trasmissione, dobbiamo continuare fino a luna così. C'era anche il tatuaggio di Teresa con la piaggio di discesa. Una canzone sul bigottismo cattolico ecclesiastico nostro, il retaggio della Chiesa. Non si poteva fare? Oppure su Mani Pulite, con Paraggio con l'intesa. Oppure la canzone di una malata di mente che ha le allucinazioni. Il miraggio della lesa. Ce n'ho anche uno che mi riguarda. Cioè? Io c'ho il conto a Banca Intesa. No, ma non c'è agio. Scusami. Il vantaggio a Banca Intesa potevi mettere. Oppure, che ne so, il problema dei pacchetti, l'imballaggio quanto pesa. Se ce n'è, scusa, no, io visto che ci va a mettere il linguaggio della resa, ma chi può dire? Ma chi può? A parte che pare l'uva focarina. Basta. Ma quanto è bella l'uva focarina, è precisa. Allora mi sento autorizzato, gliela dai una cozzata per favore. Vabbè, andiamo avanti. Scusami, ti contagio la malesa, che è una febbre che viene da perché non poteva. Oppure una canzone sulle consumazioni, omaggio delle discoteche, beveraggio senza spesa, non era buono preciso? No, il linguaggio della resa. Ma che cos'è il linguaggio della resa? Circa la mia macchina te la sgaggio senza offesa. Ecco, te la sgaggio senza offesa. Oppure una canzone su un equipaggio di una nave che sta in mezzo all'oceano per anni, l'equipaggio ce l'ha attesa, scusami. Nel senso la tensione del... Vabbè, basta. No. Cioè, durante la pubblicità lui ha continuato senza fermarsi. Non voglio dirvelo, però. Ma no, il linguaggio della resa, scusami. Accanito proprio. Tony Maiello. DJ Tony Maiello. Ci sta preciso? No? Sì, come no. Perché non fanno bene a dormire, che scusa. DJ Tony Maiello. Già. Dobbiamo parlare con Gigi Strano.